Una mozione di sfiducia sarà presentata dalle opposizioni verso il governo Schifani, la decisione dopo la riunione avvenuta a San Martino delle Scale. L'onorevole Pace, sentito dai magistrati di Palermo, afferma: non ho mai ricevuto soldi da nessuno. Ricordato ieri il venerabile carabiniere Salvo D'Acquisto in una cerimonia svoltasi al seminario di Agrigento. Cerimonia conclusiva ai Filippini del premio letterario Luigi Pirandello 2025 promosso dall'Erso di Catania in collaborazione con l'Università di Catania e la Core di Enna. Oggi giornata nazionale della colletta alimentare in Sicilia, giunta alla sua 29esima edizione. Ampia la partecipazione registratasi già dalle prime ore della mattinata. Selezionati dal Comune di Agrigento i cittadini che avranno diritto alla carta dedicata a te, 500 euro per i più bisognosi. L'aeroporto di Comiso decolla, oltre 30.000 biglietti venduti per le partenze previste già nelle prossime settimane grazie alla continuità territoriale. Intervista al presidente della FIGC Angelo Caramanno, l'Acragas incontra lo Scicli nel campo neutro di Aragona, l'Aragona in trasferta a Camporeale. Buongiorno, benvenuti con un nuovo appuntamento di oggi sabato 15 novembre del nostro TV Notizie. Le opposizioni al governo Schifani si sono riunite a San Martino delle Scale, arriva un messaggio netto di unità. Secondo Movimento 5 Stelle, PD e Controcorrente, il presidente Schifani è fuggito dalle sue responsabilità dopo aver riportato indietro la Sicilia con 3 anni di scandali nella gestione e spreco di risorse. Per questo motivo le opposizioni hanno annunciato la presentazione di una mozione di sfiducia firmata dai 23 deputati dei gruppi di minoranza. I 3 gruppi si rivolgono agli altri parlamentari regionali affermando: mandiamo un messaggio chiaro, è il momento di mandare a casa il governo Schifani che ha riportato in vita il cuffarismo come metodo di governo in tutta la macchina regionale a partire dalla sanità. Siamo a un punto di svolta cruciale. Chi sostiene la mozione sceglie di liberare questa terra, chi non la sosterrà evidentemente sceglierà di non farlo. Le opposizioni ribadiscono che la Sicilia ha bisogno di una guida nuova, credibile e libera da ombre che ne rallentano lo sviluppo e la dignità istituzionale. È il momento della responsabilità, concludono, e della costruzione di un futuro diverso per la nostra Sicilia. Non ho mai ricevuto soldi da nessuno, ne ero presente alla conversazione di cui, secondo l'accusa, si sarebbe parlato di denaro. Il capogruppo della DC all'Assemblea siciliana, il triberese Carmelo Pace, si è difeso davanti al GIP nel corso dell'indagato preventivo disposto dopo la richiesta di arresto fatta a suo carico dalla Procura di Palermo. Pace è indagato insieme all'ex governatore siciliano Totò Cuffaro per avere fatto parte di un comitato d'affari illegali che avrebbe gestito appalti e concorsi truccati nel settore della sanità. Per Cuffaro, Pace e altre 16 persone sono stati chiesti domiciliari. Secondo l'accusa, in una conversazione intercettata, Cuffaro avrebbe chiesto a Pace di consegnare denaro all'ex direttore del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale Giovanni Tomasino. In cambio, lo stesso Tomasino avrebbe dovuto favorire un'impresa vicina all'ex governatore Cuffaro nell'aggiudicazione degli appalti banditi dall'ente. L'onorevole Pace ha poi sostenuto di non essere neppure stato presente nel momento in cui, secondo la procura, si sarebbe discusso di soldi. Ricordato ieri con una cerimonia il venerabile vice brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, che offrì la propria vita per gli abitanti del comune dove svolgeva il servizio facendosi fucilare dai nazisti. Noi abbiamo seguito l'iniziativa. Il venerabile vice brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, che ha offerto la propria vita per gli abitanti del comune dove svolgeva il suo servizio facendosi fucilare dai nazisti, è stato ricordato ieri 14 novembre nel seminario di Agrigento. L'evento, moderato dal giornalista Salvatore Fucà, è stato introdotto dal colonnello dei Carabinieri Nicola De Tundio, quindi a seguire gli interventi dello storico Enzo Di Natali, del pronipote di Salvo D'Acquisto, il maresciallo maggiore Mauro D'Acquisto, il cappellano militare del Comando Legione Carabinieri di Sicilia, Don Salvatore Falzone, e l'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, che ne ha tratto le conclusioni.
L'iniziativa è stata promossa dal Centro di Bioetica Evangelium Vitae, dall'Arma dei Carabinieri e dall'Arcidiocesi di Agrigento. Prefetto, oggi una manifestazione per ricordare il venerabile, uno che ha perso la sua vita in favore della gente. Sì, un gesto eroico in favore di 22 vite umane che ha salvato, innocenti, quindi ha dato esempio di eroicità, ma nello stesso tempo di altissimo senso del dovere, attaccamento alle istituzioni. Ma noi quello che ricordiamo e che vogliamo celebrare di Salvo d'Acquisto è non solo il suo gesto eroico, ma il suo atto di carità cristiana da una parte, ma e dall'altra anche il sapere comprendere cosa significhi l'appartenenza allo Stato. Lo Stato che secondo me si manifesta proprio in questi gesti. Lo Stato non è altro che la manifestazione proprio di colui che lo rappresenta. Quindi è questo quello che oggi ci trasmette Salvo d'Acquisto, è quello che oggi noi ereditiamo da lui e soprattutto è quello che noi dobbiamo tramandare ai giovani. Un carabiniere che si è sacrificato per tanti, per la gente, per il popolo, 20 persone. Sì, un carabiniere che rappresenta la storia, rappresenta la cifra identitaria dell'Arma, che per il suo sacrificio, per aver donato la vita consapevolmente e scientemente per salvare la vita di 22 civili. Quindi un esempio che rimane nella nostra storia, nella nostra tradizione, come un riferimento fermo di valori che rimangono sempre attuali e che rientrano anche quest'anno nel calendario 2026 che abbiamo appena presentato. Quindi un riferimento per l'Arma, ma anche un riferimento per la nazione. Per noi è un paradigma, un esempio da emulare, perché veramente il suo gesto eroico, quello di Salvo d'Acquisto, per noi è stato d'esempio per mettere in risalto quelli che sono i valori, soprattutto sino allo estremo sacrificio della vita. Ecco, questa manifestazione che obiettivo ha? Ha l'obiettivo di far conoscere alla nuova generazione cosa significa, ecco, vivere nel mondo sociale, mettendo in campo quelli che sono veramente i valori della vita, i veri valori. Salvo d'Acquisto, venerabile, un segno importante e un testimone a cui guardare in questo tempo e in questa società in cui alcuni valori sono messi in discussione. Lui ce li ricorda fortemente con l'offerta, con l'oblazione della vita. Sembra che è uno che è l'esempio più alto che si possa dare. Ecco, una sua testimonianza qui ad Agrigento per un evento che ha voluto celebrare la memoria di Salvo d'Acquisto. È stato ricordato una figura così importante per noi, per l'Arma dei Carabinieri, per la nostra istituzione, ma anche per la mia famiglia. È un momento importante perché ricordare certe figure, certe immagini sicuramente sono di grande importanza e di grande spessore. Io ringrazio chi effettivamente ha voluto organizzare fortemente questo incontro ed è motivo di orgoglio per me, per la mia famiglia, per tutta l'istituzione dell'Arma dei Carabinieri parlare di Salvo d'Acquisto, ricordare Salvo d'Acquisto. Si è parlato di un processo di beatificazione. È stato il processo di beatificazione iniziato tanti anni fa. Il 25 febbraio del 2025 c'è stato sicuramente uno step importante per quello che potrebbe essere la conclusione del processo di beatificazione. È stato proclamato venerabile e questa è stata una delle ultime volontà di Papa Francesco e quindi noi come familiari non possiamo dire che grazie per quello che ci ha donato Papa Francesco e con la speranza che si possa concludere quanto prima il processo di beatificazione. E ieri la cerimonia conclusiva del premio letterario Luigi Pirandello 2025, promosso e organizzato dall'Erso di Catania in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi Enna Core, l'Erso di Enna con il patrocinio della città di Agrigento e della Fondazione Federico II. Agrigento, capitale italiana della cultura 2025, ha ospitato ieri 14 novembre la cerimonia conclusiva del premio letterario Luigi Pirandello 2025,
promosso e organizzato dall'ERSU di Catania in collaborazione con l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Enna Core, l'ERSU di Enna, con il patrocinio della città di Agrigento e della Fondazione Federico II. L'evento si è svolto presso il palazzo dell'ex Collegio dei Padri Filippini di Agrigento, luogo simbolo della memoria e della cultura siciliana, un omaggio al grande drammaturgo, premio Nobel Luigi Pirandello e alla creatività letteraria dei giovani autori universitari. All'evento hanno partecipato gli studenti vincitori, finalisti e i partecipanti provenienti dai vari atenei Catania e Enna che hanno coorganizzato il percorso formativo e letterario del concorso. Nel corso della cerimonia ufficiale, il sindaco di Agrigento Miccichè ha consegnato le 2 targhe di riconoscimento speciale andate alla professoressa Sara Zappulla Muscarà per il prezioso contributo alla divulgazione internazionale dell'opera di Luigi Pirandello, al dottor Giampiero Pambini, capo ufficio stampa dell'ERSU di Catania, per aver ideato e organizzato un evento ormai consolidato che contribuisce alla divulgazione tra i giovani universitari dell'opera di Luigi Pirandello. Oggi qui ad Agrigento per questo premio Pirandello? Sì, questo premio oggi ha una valenza, diciamo, particolare. In primis perché chiaramente siamo alla 10ª edizione, cioè quindi che abbiamo celebrato a Catania l'anno scorso e doveva completarsi questa operazione proprio qui ad Agrigento. Per questo ringraziamo il sindaco di Agrigento e tutta l'organizzazione che è stata messa a disposizione per l'ERSU di Catania, appunto. La nostra partecipazione è entusiasta e sono entusiasti i ragazzi che partecipano numerosi a queste manifestazioni. L'ERSU non si limita più oramai a servire e a offrire servizi appunto di alloggio, non ci vogliamo limitare a fare ristoratori e albergatori, lo dico così fuori dai denti, ma bisogna anche indirizzare i ragazzi verso la cultura, ecco, e quindi invitiamo i ragazzi a leggere. Io sono un docente universitario, insegno a beni culturali a Catania e presiedo il corso di laurea di Siracusa sulla progettazione e gestione del turismo culturale. Per cui ecco, nella mia, diciamo così, forma mentesi, ma anche in quello che è il mio paradigma culturale di base, quello di invogliare i ragazzi a leggere, oltre che a studiare chiaramente le discipline del proprio percorso di studio, a leggere di letteratura, e noi abbiamo un simbolo in Sicilia che è uno dei più grandi, chiaramente parliamo del Nobel per la letteratura Luigi Pirandello, e dunque ecco, e questo è il nostro compito, e questo è il nostro compito perché sostengo sempre, è diventato il mio mantra, effettivamente la cultura. 10 anni di un premio che è stato fortemente voluto da lei, un premio che è cresciuto e che ha assunto adesso un respiro regionale. Sono molto fiero di questo, ringrazio sotto ciò anche l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, del segretario generale, che ci hanno aiutato in questa difficile impresa. Mettere d'accordo tutti gli studenti della Sicilia non era una impresa facile. Ci siamo riusciti, questa è la festa e il premio degli studenti universitari e abbiamo avuto l'opportunità anche di conoscere posti meravigliosi che la città di Agrigento offre, con una pulizia, mi sento di dire, notevolissima, proprio notevolissima. Sembriamo in Irlanda, in Norvegia. Sono veramente contento. Con noi ci sarà la professoressa Sara Zappulla Muscarà, che è considerata la più grande esperta in questo momento che c'è di Pirandello, e penso che gli studenti che escono da questa manifestazione saranno estremamente soddisfatti di aver partecipato in un'occasione che fa parte del circuito culturale di Agrigento, capitale della cultura italiana del 2025. Doppia veste anche come premiato oggi, quindi non solo l'organizzatore di questo premio, ma anche riceverà un riconoscimento per l'impegno profuso in tutti questi anni. Di questo ringrazio la mia amministrazione, il presidente dell'ERSU, la dottoressa Rossana Signorino e il direttore, ingegnere Salvatore Cantarella, che mi hanno dato grande sostegno in ogni attività del genere. Oggi la città di Agrigento, come capitale della cultura, accoglie gli studenti dell'università per parlare di un grandissimo drammaturgo, autore,
nel segno di quella che è la voglia di lasciare ai giovani ancora una volta un grande insegnamento, che è quello dell'amare la propria terra e la propria cultura. Sì, grazie per essere qui oggi, ringrazio l'ERSU di Catania per aver scelto Agrigento. Quest'anno noi siamo capitale italiana della cultura e il tema da Pirandello è al centro della nostra attenzione, ma è al centro dell'attenzione anche nazionale e internazionale, e non si poteva quindi non ospitare questo meraviglioso evento. È una missione che noi abbiamo avuto sempre sin dall'inizio portare avanti, e coloro i quali che hanno voluto fortemente questo evento sono qui accanto a me. Ci rivolgiamo anche ai ragazzi, ci rivolgiamo anche al patrimonio culturale e territoriale della nostra provincia, e questa è poi la missione che il filo conduttore che ha seguito il nostro dossier che poi abbiamo presentato al Ministero dei Beni Culturali. Okay. Professoressa, lei ormai da Agrigento è veramente di casa e oggi verrà anche premiata per tutto quello che ha fatto per diffondere nel mondo l'opera di Pirandello. Sono veramente orgogliosa e grata all'ERSU, all'amministrazione comunale, al sindaco di questo riconoscimento, perché è dedicato all'autore che più ho amato fin dalla giovinezza, Pirandello, perché abbiamo con noi anche i nostri studenti che condividono l'entusiasmo che ci anima tutti per promuovere, diffondere, fare conoscere sempre più, perché Pirandello è naturalmente il nostro orgoglio, era la figura di questo splendido scrittore, il più grande drammaturgo insieme a Shakespeare, è tradotto in tutto il mondo, ecco, ed è sempre attuale. Lui scrive nelle sue commedie oggi, ecco, e lo ha spiegato lui stesso, dice oggi perché il mio teatro è sempre contemporaneo, in quanto ecco, io parlo non dei tempi, delle epoche, ma dell'uomo. Ecco, l'uomo ha sempre gli stessi problemi, la difficoltà di comunicare, l'impossibilità di conoscere la verità, la pena di vivere così come la chiama lui. Ecco, allora siamo tutti orgogliosi di questo diciamo, scrittore di primissimo piano in ambito mondiale, e tutti entusiasti di poterci occupare di lui, di poterlo fare conoscere soprattutto ai nostri giovani e entusiasti allievi. Oggi è la giornata nazionale della colletta alimentare, giunta alla sua 29esima edizione, che vede in Sicilia l'impegno di circa 12.000 volontari che accoglieranno i clienti dei supermercati. Sono 1.171 quelli che vi hanno aderito, tra queste anche quelle della Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale Cristo Libera di Porto Empedocle, presente tutta la giornata di oggi presso il supermercato Paghi Poco, strada statale 115. Oggi è la giornata nazionale del banco alimentare, si fa la colletta. Ecco, voi avete deciso di partecipare a questa iniziativa. Sì, per la grazia di Dio ogni anno si fa la raccolta nazionale dei banchi alimentari, e noi come Chiesa Evangelica di Porto Empedocle pure ci diamo da fare per partecipare a questo evento straordinario, per andare incontro a persone che sono veramente nel bisogno, e quindi non solo parole ma fatti. Ci fu una volta un uomo di Dio che disse all'altro uomo: parla più forte perché le tue azioni non mi fanno ascoltare le tue parole. Quindi è bello parlare, predicare, ma pure nei fatti. E per la grazia di Dio noi come Chiesa ci impegniamo nella raccolta del banco nazionale, per il banco alimentare, la raccolta nazionale, per la grazia di Dio, e poi come Chiesa pure 2 volte al mese distribuiamo pure il banco alimentari alle persone che sono nel bisogno. Quindi siamo molto impegnati nel sociale, come dico sempre, azione, non solo parola. La parola deve corrispondere con l'azione, perché la parola senza azione è nulla. Quindi la parola prende forza quando c'è l'azione, e quindi per la grazia di Dio
sia io che mia sorella che è il pastore. Come si chiama? Tua sorella è Brigida, no? Sì, mia sorella è Brigida Giardina, una sorella molto impegnata pure nel sociale, assieme siamo impegnati nel sociale e quindi ci dedichiamo totalmente, 24 ore su 24, al servizio del prossimo, servendo Dio e servendo il prossimo, perché non possiamo, questo è molto importante precisarlo, sottolinearlo, non possiamo dire di servire Dio che non vediamo se non serviamo il prossimo che vediamo. Quindi il servizio a Dio deve essere riflesso nel servizio al prossimo e quindi noi ci dedichiamo 24 su 24 al servizio di Dio, sia predicando la parola di Dio, pregando per le persone, eppure con il banco alimentare andando incontro ai bisogni, per quanto c'è possibile, chiaramente andando incontro ai bisogni delle persone. E questo oggi è un giorno speciale, particolare, perché è una raccolta nazionale, quindi tutta l'Italia siamo impegnati a questa raccolta per andare incontro ai bisogni. La gente sta collaborando, no? Sì, grazie a Dio, si dica quello che si dica di Porto Empedocle, però la gente di Porto Empedocle, senza togliere nulla agli altri paesi, chiaramente, con tutto il rispetto, l'Empedocrine è molto generosa, quindi sì, la gente sta collaborando, siamo qua dalla stamattina dalle 8:30 e staremo fino a stasera alle 8 e sì, vediamo un certo riscontro da parte delle persone. E la cosa che un po' mi tocca è il fatto che vedo pure persone che a loro volta sono nel bisogno e collaborano e danno. E questo è bello. E questo è molto bello, questo mi fa riflettere molto. Persone che io che conosco, chiaramente ci conosciamo nella cittadinanza di Porto Empedocle, e vedo pure persone che sono anche loro nel bisogno e nonostante anche loro collaborano, e questo è meraviglioso. Ricordiamo così, giusto per chiudere l'intervista, che voi avete una sede a Porto Empedocle, magari chi si vuole avvicinare, dove siete esattamente? Allora, noi siamo esattamente in via Napoli e a Piano Lanterna 43-45, quindi tutte le persone che sono veramente nel bisogno, perché chiaramente ci devono essere dei requisiti che attestano che le persone sono nel bisogno, possono avvicinare per quanto c'è possibile, veniamo incontro ai loro bisogni per quanto riguarda il banco alimentare. E poi, indipendentemente da questo, pure noi come Chiesa, andiamo incontro a persone che magari hanno bisogno di vestiti, e poi facciamo pure assistenza di ascolto, anche di ascolto. Ascoltiamo le persone, perché ci sono molte persone che hanno bisogno di essere ascoltate e molte persone, questo potrà sembrare anche un discorso astratto che non lo è assolutamente, molte persone che hanno bisogno di preghiere, perché noi crediamo in un Dio che opera, che fa segni, miracoli e prodigi come li faceva 2000 anni fa, continua a farli pure adesso. Il sindaco di Agrigento Miccichè e l'assessore alle politiche sociali Marco Bullo informano i cittadini beneficiari che sono stati selezionati in applicazione ai criteri definiti dal decreto interministeriale sulle modalità di utilizzo della carta dedicata a te. L'importo della carta è di 500 euro destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità. L'importo verrà accreditato una sola volta per il 2025 sulla carta dedicata a te. I nuovi beneficiari riceveranno la lettera da parte del Comune di Agrigento presso il proprio indirizzo di residenza, in cui viene riportato il codice identificativo della carta. Tale lettera dovrà essere presentata in qualsiasi ufficio postale per il ritiro. La carta è utilizzabile presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati che vendono generi alimentari. Per non perdere la somma accreditata è indispensabile effettuare almeno un acquisto entro e non oltre il 16 dicembre 2025 e utilizzare interamente le somme accreditate entro e non oltre il 28 febbraio 2026, pena decadenza dal beneficio. Terna e Università di Palermo avvia la quarta edizione del Master del Tyrrhenian Lab, il percorso formativo di eccellenza per la transizione energetica del Paese. Le interviste. Giornata straordinaria oggi per l'Ateneo di Palermo, giornata di festa perché concludono ben 19 ragazzi un percorso di master ultra specialistico per Terna. Per noi è un motivo di grande soddisfazione, un motivo in cui realizziamo quello che abbiamo voluto fortemente in questo mandato.
realizzare un'intima connessione tra il mondo accademico e il mondo del lavoro. Questi ragazzi oggi hanno un titolo di studio spendibile domani, non per un ruolo qualsiasi, ma per un ruolo dirigenziale. Quindi l'Ateneo di Palermo è stato capace, con la collaborazione di una grande azienda che in Italia e all'estero è leader, di creare un presupposto di lavoro che ha un messaggio fondamentale. Quindi è una giornata di grande significato simbolico, perché in realtà Palermo oggi sta facendo con la propria università un lavoro molto importante e molto forte per dire ai nostri ragazzi: restate a casa, credete nella vostra università e spendete le vostre energie per un miglioramento del nostro tessuto sociale. Il Master del Tirrenia Lab non è semplicemente un corso di studi, è un investimento sulle competenze nell'evoluzione del settore energetico. Il Tirrenia Lab rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra impresa e università. Insieme stiamo creando una rete di professionisti che lavoreranno sul territorio, contribuendo alla progettazione e alla gestione delle infrastrutture per la realizzazione della transizione ecologica e digitale. Salvatore Giambrone, Samuele. L'aeroporto di Comiso decolla con risultati oltre ogni aspettativa ad appena 2 settimane dall'avvio della continuità territoriale. Partita il 1° novembre, i numeri certificano il successo dell'operazione voluta dal governo Schifani. 10.000 passeggeri sulle rotte per Milano e Roma, con il collegamento diretto Comiso-Milano-Linate, che ha registrato una percentuale di riempimento del 99%, e sono già oltre 30.000 i biglietti venduti per partenze previste nelle prossime settimane. Alla luce dell'alto gradimento registrato, il vettore Aero Italia ha manifestato la disponibilità a valutare rotazioni aggiuntive sulla direttrice Comiso-Milano-Linate-Comiso, e l'assessorato regionale alle infrastrutture e mobilità ha pianificato il potenziamento del trasporto pubblico per raggiungere l'aeroporto. Siamo davvero orgogliosi di questo risultato straordinario, ha commentato il Presidente della Regione Schifani, che testimonia come avessimo visto giusto quando abbiamo deciso di investire con forza per il rilancio di questa infrastruttura, fondamentale per l'intero sistema regionale. Di ieri la notizia che la Commissione europea ha dato il via libera al nostro piano di sviluppo per il Pio La Torre di Comiso, un'operazione da 47 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, che ci consentirà adesso di potenziare ulteriormente l'aeroporto e in particolare di sviluppare l'area cargo destinata a rivoluzionare in positivo il trasporto logistico di questo territorio. Passiamo alla cronaca. A Palermo arrestati un 23enne e un 64enne sorpresi a spacciare droga in città. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate diverse dosi di droga, denaro contante, munizioni e 3 divise complete della polizia. I colleghi di Palermo. Arrestati 2 palermitani di 23 e 64 anni nel corso di una serie di controlli antidroga effettuati dai carabinieri della compagnia Palermo-San Lorenzo. Le operazioni hanno portato anche al sequestro di munizioni e di 3 divise complete della polizia. Il primo arresto è avvenuto nel quartiere San Filippo Nero in via Rocchi Marciano. Un 64enne, alla vista della pattuglia, ha tentato di allontanarsi su una bicicletta elettrica. Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di 23 dosi di crack nascoste nel bauletto della bici e 170 euro in contanti. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto per l'uomo l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nel secondo caso, in piazza Don Bosco, nei pressi di un istituto scolastico, i carabinieri della stazione Crispi hanno sorpreso un 23enne mentre cedeva droga a un acquirente. Addosso al giovane sono state trovate 16 dosi di hashish e 130 euro. Dopo la convalida dell'arresto, per lui sono stati disposti domiciliari con controllo elettronico. Durante un ulteriore intervento in via Fausto Coppi, i militari saliti su un terrazzo condominiale dopo la fuga di un gruppo di giovani hanno scoperto all'interno di una canna fumaria 22 cartucce calibro 12 e 3 divise complete della polizia, comprensive di giacche, pantaloni e distintivi. L'acquirente, trovato con 2 dosi di marijuana, è stato segnalato alla prefettura come assuntore. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l'obiettivo di garantire sicurezza e legalità nel capoluogo siciliano. Linea alla regia per la pubblicità.
E non ce l'ha fatta l'uomo rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale 61 all'altezza del bivio per Borgo Bonsignore in territorio di Ribera. A perdere la vita un 39enne di Siculiana ma residente a Montallegro, Giuseppe Coirazza, commerciante ambulante. A scontrarsi per cause ancora in corso di accertamento sono state 2 auto, una Mini Cooper e una Fiat Punto. Il 39enne era stato trasferito in un ospedale a Ribera, dove è deceduto poco più tardi. Il conducente dell'altra vettura è stato trasportato in ospedale per i controlli di rito. Alcuni colpi di pistola sono sparati ieri sera in via Recinto a Realmonte contro l'autovettura Citroen Berlingo di proprietà di un realmontino. Subito dopo sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e hanno avviato le indagini. La procura ha aperto un'inchiesta, sconosciute al momento le motivazioni del gesto. I militari dell'Arma sperano di ricavare qualcosa di utile dall'eventuale presenza nella zona di telecamere di sorveglianza, ma anche dalle dichiarazioni di alcune persone che potrebbero aver visto qualcosa. Non ci sono piste privilegiate al momento, ma già comincia a circolare un'ipotesi di movente, tutta da confermare, secondo la quale alla base del danneggiamento potrebbe esserci una lite degenerata per motivi sentimentali. Al Cruise Terminal di Palermo la 9ª edizione della Borsa del Turismo Extraalberghiero, un fine settimana per promuovere e valorizzare la Sicilia e un turismo più sostenibile. I colleghi di Palermo. Al Cruise Terminal di Palermo la 9ª edizione della Borsa del Turismo Extraalberghiero, 2 giorni di confronti, seminari e buyer internazionali per promuovere e valorizzare la Sicilia e i suoi territori da scoprire. La manifestazione è pensata per potenziare la rete delle strutture, favorire le relazioni con tour operator per promuovere modelli di turismo più sostenibili. La Sicilia cresce in termini turistici, in termini di qualità urbana, in termini di percezione di quest'isola nel mondo, ed è un valore assoluto riuscire a coniugare un turismo identitario, forte, bello, che in tanti luoghi di quest'isola dà un messaggio importante con una qualità urbana che anno dopo anno si percepisce. Confesercenti attraverso questo appuntamento, ma non solo, sta spingendo molto affinché tutta la Sicilia, Palermo, i luoghi identitari di questi posti prendano sempre di più una consapevolezza di essere un pezzo importante delle politiche economiche, sociali e del turismo di questo paese. Se dovessimo parlare di numeri riguardo questo tipo di turismo, sono in crescita? I numeri sono in crescita, anche se voglio dire il 2025 è il primo anno dal dopo Covid che non si presenta con un aumento a 2 cifre per quanto riguarda le presenze a livello nazionale. Il comparto è in crescita e soprattutto, ripeto, l'extraalberghiero in Sicilia, i posti letto già esistenti non sono sufficienti per le previsioni di sviluppo da qui al 2040, quindi occorre dare una smossa, però nell'incrementare i posti letto occorre farlo con una qualità diciamo così medio-alta, perché oggi cosa ci chiede il turista? Il turista ci chiede un'accoglienza che sia un'accoglienza di qualità. Crediamo molto in questo importante evento, siamo alla 9ª edizione della BTE e il Comune di Bagheria è presente con un bellissimo spazio espositivo che va a valorizzare le sue eccellenze enogastronomiche, ma l'eccellenza anche dell'artigianato artistico locale. Chiaramente a Bagheria città delle ville e del gusto, quindi crediamo molto appunto in questa opportunità per valorizzare e promuovere il nostro territorio. Con la 9ª edizione della Borsa del Turismo Extraalberghiero noi davvero rilanciamo la città, la poniamo al centro del turismo extraalberghiero e facciamo in modo che il turismo a Palermo possa crescere sempre di più, peraltro con presenze qualificate e importanti quali quelle che ci sono quest'anno alla BTE. La Guardia di Finanza ha ufficialmente indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 1985 allievi finanzieri per l'anno 2025. Il bando è destinato ai cittadini italiani in possesso di specifici requisiti. Per poter partecipare al concorso i candidati devono aver compiuto 18 anni
alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I limiti massimi di età variano in base alla categoria di appartenenza. I concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate non devono aver superato il giorno di compimento del 25° anno di età. Gli altri cittadini italiani non devono aver superato il 24° anno di età. Per quanto riguarda il titolo di studio, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di maturità, che consente l'iscrizione ai corsi universitari. La domanda di partecipazione al concorso della Guardia di Finanza si dovrà presentare entro le ore 12 del 21 novembre 2025. Passiamo alle notizie dello sport. Il presidente Angelo Caramanno parla dei tornei giovanili organizzati dalla FIGC di Agrigento. L'intervista di Carmelo Lentini. Presidente Caramanno, ci sono altre novità per quanto riguarda gli altri campionati provinciali? Sì, siamo pronti a partire con i nostri campionati provinciali, a partire dall'Under 17 e dall'Under 15. Abbiamo fatto un girone da 10 e 2 da 7. Diciamo che siamo con i numeri siamo più alti dell'anno scorso, quindi abbiamo avuto anche qui un miglioramento. Poi abbiamo pure delle altre nostre società agrigentine che partecipano ai campionati di Under 14 e Under 16 a livello regionale, quindi diciamo che la nostra provincia è ben rappresentata anche a livello regionale con le nostre squadre, con le nostre società. Poi siamo pronti pure a partire con gli esordienti che abbiamo 20 società che hanno aderito, anzi sono iscritte a questo campionato, quindi faremo al più presto a giorni, faremo i gironi, faremo 5 gironi da queste squadre e lì permetteremo a tutti i nostri giovani ragazzi di questo campionato degli esordienti di cimentarsi nei vari campi della nostra provincia e quindi partecipare e fare attività come noi sempre cerchiamo di far fare ai nostri ragazzi. Poi partiamo tutta la serie di attività di base, quindi con i primi calci, pulcini. Infatti la cosa che ci tengo a dire pure è che la nostra delegazione è ben presente, che sarà sempre presente nei vari campi a dare un sostegno o una mano d'aiuto se c'è bisogno alle nostre società per quanto concerne l'attività che svolgeranno l'attività di base. Quindi diciamo che quest'anno la nostra delegazione, come ogni anno d'altronde, si rivela sempre una delegazione molto attiva, che fa dei numeri belli alti, ma io ci tengo tantissimo che la nostra delegazione, oltre ai numeri che sono importanti, la nostra delegazione fa qualità pure, quindi la qualità è quello che noi interessa e ci fa andare avanti a testa alta. Siamo molto contenti per ciò che facciamo, perché a livello regionale ci viene riconosciuto per i nostri numeri, per le attività che facciamo, e questo riconoscimento a livello regionale è merito nostro della delegazione, ma soprattutto merito delle nostre società, dei nostri dirigenti, che ringrazio sempre per la collaborazione e per come riprendono di esempio tutte le nostre direttive, e quindi questa vittoria, questa bella realtà della nostra provincia la condivido con tutti loro. Vediamo un commento alla Serie D fino alla seconda categoria dei campionati di calcio di domenica. Ce lo fa il collega Lentini. Ed iniziamo la solita carrellata dei vari campionati di calcio che va dalla Serie D alla seconda categoria. Nel campionato di Serie D Girone I torna a giocare in casa il Castrum Favara dopo la cocente sconfitta subita a San Cataldo. Un ritorno importante e difficile nello stesso tempo, infatti l'avversario che si ritroverà dinanzi è la capolista Nuova Egea, che sino a questo momento ha concesso pochissimo ai propri avversari. Ma attenzione al derby tutto nisseno tra la Nissa e la San Cataldese, spinte da un forte campanilismo. Castrum Favara Nuova Egea verrà diretta da Ferrara di Roma 2. In eccellenza Girone A, Partinico Audace Licata è una gara da ripetere ed era terminata 1-1, ma attenzione, il Marsala se ne sta alla finestra, anche perché si trova proprio nei pressi dell'alta classifica. Nel ricorso presentato dal Licata, con il quale chiedeva 3 punti a tavolino per l'inserimento in distinta del Partinico Audace di un giocatore, il giudice sportivo ha optato per la ripetizione
della partita secondo quanto recita il regolamento federale. La data della gara verrà comunicata nei prossimi giorni. Intanto la compagine licatese questa domenica giocherà a Bagheria contro il 90-011, mentre il Marsala torna in casa contro il San Vito Lo Capo. Per quanto riguarda le altre agrigentine di categoria, il Camarat, dopo la vittoria esterna di domenica scorsa, torna al Salaci e se la vedrà con il Bagheria Città delle Ville. Infine impegno difficile per l'Unitas Sciacca, che al Gurrera se la vedrà con il Don Carlo Misilmeri sotto in classifica di appena un punto. Ancora scendiamo di categoria. Nel girone A di promozione la lotta è sempre molto accesa. 3 agrigentino al comando della classifica, con le 2 capoliste a capeggiare che sono Aragona e Gemini, e con la terza, vale a dire la Margheritese, in seconda posizione, che si trova proprio a un solo punto dalla vetta. Più staccate ci sono le altre inseguitrici, ma vediamo cosa riserva questa domenica. L'Aragona si reca in trasferta a Camporeale, dove cerca senza mezzi termini 3 punti in palio, mentre sulla carta sembra più impegnativa la trasferta del Gemini in casa dell'attuale quarta forza del campionato, e cioè l'Oratorio, San Giro e Giorgio. Stessa cosa va detta per la Margheritese, che a Palermo contro il locale Sport non avrà certamente vita facile. Occasionissima invece per il Casteltermine, giù in classifica, e guadagnare 3 punti importanti è proprio l'ideale. Se la vedrà infatti in casa con la malmessa città di Casteldaccia a pari punti in graduatoria. Nel girone D, che interessa direttamente l'Acregas, la compagine dei Templi ospita lo Scicli sul campo di Aragona. Il Priola si reca a Ragusa per affrontare il locale Pro Ragusa. L'8ª giornata di promozione D è particolarmente importante ai fini dei risultati che verranno fuori da questo doppio confronto. In palio c'è sempre la vetta della classifica, che sinora vede sempre appaiate le 2 squadre. Basta guardare l'attuale classifica per rendersi conto del voto che sono riuscite a fare sia l'Acregas che il Priolo. Intanto il match Acregas-Scicle è stato affidato ad una terna etnea su neutro Totorusso d'Aragona ed è valevole per l'8ª giornata. Il fischio d'inizio, lo ricordiamo, è a partire dalle ore 15. L'arbitro è il signor Alessio Marino di Acireale, mentre i suoi assistenti sono Nicola Conticello di Catania e Salvatore Maccarrone di Acireale. A proposito dello stadio Totorusso di Aragona, è arrivata l'ufficialità. Le gare interne dell'Acregas verranno disputate nell'ospitale o struttura aragonese, con inizio che slitta a partire dalle ore 15. Tutto ciò è stato possibile per favorire i sostenitori biancazzurri, per garantire maggiore comodità negli spostamenti e un accesso più agevole allo stadio. La società gregantina ha voluto così ringraziare il comune di Aragona, che ha reso possibile l'ospitalità della squadra del capoluogo agrigentino. In prima categoria, il girone B, l'Empedoclina cerca il bis in casa con il Villabate. La compagine Granata sta attraversando un buon momento ed una nuova vittoria potrebbe dare altro ossigeno per l'attuale classifica, che sta migliorando. Il Cenciano fuori a Castellana cerca punti importanti per rafforzare l'alta classifica. Stessa cosa per l'Alessandria della Rocca, che tra le mura amiche ospita lo Sporting Termini. Infine, in seconda categoria girone B, torna a giocare in casa il capolista Bovo Marina Montallegro, che affronta il Marineo Academy, squadra tosta e dura a morire. Il River Plate ne sarà fuori con il Saraceno San Giovanni Bosco, mentre il Memphis se la vedrà sul proprio campo con il Petralia Soprana. E l'Acregas è pronta per tornare in campo. Domenica alle ore 15 allo stadio Totorusso di Aragona i biancazzurri affronteranno lo Scicli in una sfida fondamentale per dare continuità al percorso in campionato. Le interviste a Sebbi Catania e Alessandro Noto. Allora, mister, intanto l'Acregas cambia momentaneamente casa, trova la nuova casa al Totorusso ad Aragona, un campo in sintetico, un campo che già conosciamo bene e che si presta anche a delle buone giocate. Ma intanto vogliamo ringraziare la società dell'Aragona per la disponibilità avuta. Poi sì, il campo ci permette di giocare a calcio
in maniera magari più agevole, anche se poi, come ho sempre detto, i terreni lasciano il tempo che trovano. Nel calcio contano le motivazioni, contano tante altre cose. È chiaro che però giocare in quel tipo di terreno ti può aiutare. Il gruppo è uno degli elementi che conta, mister. Ma il gruppo è un gruppo che sta crescendo, è un gruppo però che deve capire realmente quello che ci aspetta partita dopo partita. Io l'unica cosa che ho sempre detto e che sostengo dal primo giorno che sono arrivato, che ancora oggi l'Agragas non ha vinto nulla. L'Agragas è in corsa assieme a un'altra squadra per vincere questo campionato di promozione. Non ci regala nessuno niente, l'abbiamo visto in queste partite, quando ci incontrano, e ribadisco ancora una volta, è giusto che sia così, è normale che le squadre triplichino le forze. Per cui noi, se vogliamo andare avanti e proseguire questo percorso, dobbiamo avere motivazione sempre in più dall'avversario, perché le insidie nel calcio, come nella vita, sono sempre dietro l'angolo e non ci possiamo fare trovare sicuramente impreparati. Questo avversario che andremo ad affrontare, lo Scicli, che tipo di avversario è, come va approcciato? Ma lo Scicli ha fatto le prime partite, mi pare 2 sconfitte, e poi dopo si è ripreso perché soprattutto in casa ha fatto un percorso importante. È una squadra che non molla mai, è allenata bene, come tutte le squadre, sono squadre difficili da affrontare. Poi è chiaro che ci sono nel calcio, ci sono gli episodi che ti possono indirizzare una partita. Domenica è vero che abbiamo sbagliato qualcosa, ma è anche vero che abbiamo avuto 7-8 situazioni importanti dove la squadra ha creato. Poi è normale che venivi da 3 partite in una settimana e magari alla fine un po' di stanchezza si è fatta sentire, e non chiudere la partita magari ci ha fatto venire un po' di apprensione. Ci sarà ancora da gestire le energie e le forze, anche in vista dell'impegno di Coppa Italia ravvicinato e arriva mercoledì con la trasferta. Ma intanto recuperiamo Alessandro Noto, che per noi oltre ad essere un giocatore importante, è un uomo spogliatoio incredibile, un ragazzo quando si vuol dire un ragazzo d'oro. Qui recuperiamo Alessandro, ma intanto pensiamo alla partita di domenica e poi da domenica sera penseremo a quella di mercoledì. L'obiettivo principale è quello di continuare. Abbiamo una squadra che sta facendo un percorso straordinario, che è il Priolo, e per cui non possiamo abbassare mai la guardia. Dobbiamo andare avanti concentrati al massimo, e questo è quello che chiedo alla squadra, di avere motivazioni importanti, perché non mi stancherò mai di dirlo. Abbiamo una maglia importante, abbiamo preso tutti un impegno importante con questa città. Noto, che è stato fermo forzatamente per 2 turni, dovrebbe rientrare, dovresti rientrare domenica contro lo Scicli. Sei a disposizione? Sì, mi sono allenato tutta la settimana, c'è stato un piccolo incidente di percorso, niente di particolare, siamo pronti per ripartire più forti di prima. Ecco, 2 turni ravvicinati, dopo Scicli ci sarà anche la sfida con la Margheritese, Coppa Italia, bisogna dosare le energie, ma intanto pensare alla partita di domenica. Sì, assolutamente. Intanto pensare alla partita di domenica, si va step by step, prima pensiamo alla partita di domenica, quando l'arbitro farà il triplice fischio si penserà poi alla partita successiva, mai fare l'errore di andare oltre i 90 minuti. Tu sei uno dei tanti uomini spogliatoio di quest'Akragas, come state vivendo questo momento? Ma con la massima serenità, tranquillità, consapevoli delle nostre forze, ma sicuramente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, quindi bisogna tenere sempre alta l'attenzione. Abbiamo sentito dire spesso in queste settimane che la maglia dell'Akragas pesa, che si sente la pressione, ma è davvero così? L'Akragas è sempre un blasone importante. Sicuramente il peso della maglia si sente, però bisogna farsi trovare sempre pronti in qualsiasi partita. Diciamo che è anche una caratteristica quella di poter giocare in certe piazze. E l'Aragona Calcio incontrerà domani la squadra del Camporeale in trasferta, una partita insidiosa per la capolista. L'intervista al presidente Luigi Monreale, curata dal collega Davide Sardo.
Vigilia di Camporeale Aragona, trasferta insidiosa per la capolista che è ormai la squadra da battere. Sì, trasferta molto insidiosa anche perché il Camporeale ritorna a giocare nel suo campo e quindi ci aspettiamo sicuramente una buona cornice di pubblico. Sarà una partita difficile da giocare, un campo in terra battuta dove non siamo abituati, peraltro noi questa settimana abbiamo dovuto fare i conti con qualche acciaccato, abbiamo gente ancora in terapia stamattina, però insomma contiamo di essere al completo domani in questa importante partita. Che avversario ti aspetti domani a Camporeale? È un avversario che sicuramente ha fame di punti visto la classifica deficitaria che è il Camporeale, quindi domani ci aspettiamo che loro contro la capolista cercheranno naturalmente di dare una svolta al loro campionato. L'Aragona non è più una realtà del campionato, ma è una certezza, una vera e autentica certezza. Siete un po' la squadra da battere, capolista insieme al San Giovanni Gemini. Beh, direi di sì, perché dopo 8 gare è evidente che sta venendo fuori quella che è, diciamo, la forza di questa squadra. Lo dimostra sul campo con i risultati, ma soprattutto con le prestazioni e con l'agonismo che riesce a mettere in campo. È chiaro che il campionato è lungo, quindi bisognerà proseguire su questa strada. Il mercato di riparazione si avvicina e stiamo già ragionando su ciò che serve per dare un ulteriore slancio a questa squadra. La squadra non guarda la classifica, mentre lei, Presidente, guarda la classifica, se la gode la classifica? Sarei un ipocrita se dicessi di no. È chiaro che mi fa piacere perché diciamo stiamo come dire, raccogliendo i frutti di un eccellente lavoro fatto già da maggio e quindi questo non può che farmi piacere. Quanto c'è di mister Giordano in questa posizione in classifica, il primo posto? Direi tanto perché mister Giordano ha avuto la capacità di adattare i giocatori in quelle che sono i loro ruoli naturali. È uno che li lascia giocare, li lascia liberi la domenica dentro il campo, quindi non dà eccessivi codici e questo fa sì che ognuno di loro può liberare il suo estro e i risultati sono evidenti. Che messaggio intende lanciare la squadra in vista della gara contro il Camporeale? La squadra sta benissimo, io dico i messaggi per carità che loro sono dei ragazzi eccezionali, sono molto professionali, quindi già di loro sanno l'importanza della partita di domani. E questo è tutto per l'edizione odierna di TVA Notizie. I programmi di TVA vi ricordiamo che si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha la Smart TV, in streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Via Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo un buon fine settimana.